veramente un contributo notevole alla discussione in un momento in cui il nostro Paese ne ha assolutamente bisogno. Se mi lasciate iniziare con una battuta, mi avete anche fatto un altro grosso piacere, perché è la prima volta che il sindaco di Longarone passa a Cordevole e viene a visitare il nostro municipio. Anche a calcio? A calcio forse sì, a calcio sì, no? Per arrivare al municipio no. Ecco, fuori di battuta, io davvero rinnovo il saluto mio dell'amministrazione e vi ringrazio per la serata. Inizialmente mi era stato anche chiesto se ero disponibile a intervenire. Ho detto che il saluto l'avrei portato di sicuro, l'intervento non mi hanno preso l'impegno perché non ero nemmeno sicuro di poter essere qui questa sera. In ogni caso, ecco, inglobo un piccolo intervento dentro il saluto iniziale. Mi era stato chiesto comunque prospettare l'idea di dare un contributo sul bilancio dei comuni, no? Bilanci, le finanze comunali fra luci ed ombre. Questa è stata un po' la proposta iniziale. E devo dire che se bisognasse parlare di queste cose, lasciamo pure perdere le luci e parliamo delle ombre, della finanza degli enti locali. Ma perché io credo che possa essere comunque utile che proviamo a ragionare in questa fase della storia d'Italia sui bilanci degli enti locali? Perché se vogliamo parlare di federalismo e cercare di parlare di sussidiarietà e di come gli enti locali, che sono parte viva e vitale dell'articolazione dello Stato, possano in qualche misura fare davvero azioni concrete, politica, governare il territorio, autogovernarsi per quanto possibile, è evidente che una politica sulle risorse non deve mancare, una politica sulle risorse che vada in direzione di un sostegno agli enti locali. Oggi, secondo me, se la affrontiamo da questo punto di vista, mi verrebbe da dire, per come la posso vedere da sindaco un anno e mezzo, che forse siamo in una fase che più centralistica di questo Paese non è mai stata. Forse i governi della destra storica dopo l'unità d'Italia, quando sono arrivati nel 71-2 al pareggio di bilancio. Ma cito soltanto alcuni dati per far capire, poi sicuramente Roberto potrà, credo, non altro che confermare, quali sono i limiti entro cui come comuni ci si muove in questo momento. Dal punto di vista delle risorse siamo praticamente alla paralisi. Noi abbiamo da una parte il blocco del patto di stabilità, per cui si arriva al paradosso che un comune, anche se avesse i soldi in cassa, sostanzialmente non li può spendere. Questo è il primo punto. Hai ovviamente i blocchi che io definisco del tutto orizzontali, cioè non pensati sulle spese del personale, per cui per tutti uguali, sulla base del fabbisogno calcolato nella media degli ultimi 3 anni, il referendum 2009, tu arrivi a un certo punto. Da quel momento lì in poi parti. Cosa vuol dire? Che se un comune storicamente aveva una spesa del personale enorme e uno ce l'aveva piccola, per i 2 comuni non c'è un taglio, una richiesta di taglio sul personale proporzionale. Entrambi tagliano allo stesso modo, nella stessa percentuale. Col paradosso che i comuni che prima sono sempre stati magari attenti e virtuosi nella spesa del personale, e attenzione, sono le persone che fanno andare avanti le cose. Se uno ha personale, poi lasciamo perdere la vulgata che gira spesso e volentieri magari per via sul fatto che i dipendenti della pubblica amministrazione non fanno niente, no? Uno si accorge se è sindaco di un comune e se ha una buona struttura, che ha una buona struttura che lo supporta l'azione amministrativa oppure no. Ecco, allora tagliare in maniera non ponderata per tutti allo stesso modo evidentemente non va bene, perché appunto chi magari era stato sempre accorto ed attento nelle assunzioni, nel centenario delle assunzioni eccetera, si trova oggi sostanzialmente nella rigidità, nell'impossibilità di sostituire magari i dipendenti. E allora uno si trova nell'arco di un po' di tempo a vedere la struttura che progressivamente viene a mancare. C'è un punto all'interno dei vari servizi che il comune ha, per esempio, non lo so, vediamo manutenzione, settore verde, settore strade, no, la nettezza urbana, tu puoi calare, cali, però a un certo punto arrivi sotto organico, cioè non ce la fai più con gli uomini che hai a essere in grado di seguire la copertura del territorio. A quel punto lì dove devi andare a parare? Per forza di cose sulla direzione in cui ci stanno spingendo da 20 anni, che è esternalizzare i servizi. Questo è l'obiettivo. Uno non ce la fa più, cosa dice? Vabbè, i 2 operai delle strade non ce la faranno mai, li giro da un'altra parte e mi rinforzo un altro servizio e magari la manutenzione delle strade le do fuori. Questi sono alcuni dei vincoli per cui sei, per cui la spesa del personale, il patto di stabilità, ma per darvi l'idea di piccole cose che ti portano alla paralisi, che sono sicuramente di stampo centralistico. Un emendamento l'anno scorso in legge di stabilità, non so se tutti lo sanno, stabilisce che i comuni non possono fare acquisizioni di beni immobili neanche
con esproprio se serve. No? Acquisizione di beni immobili vuol anche dire il pezzo di strada se devo fare una rotatoria. Allora, voglio dire, mi metti nella condizione di non poter neanche fare quell'opera lì. Chi è a Federe lo sa, chi magari è venuto a Belluno l'ha vista, la rotatoria, per dire, della Cencina, quella vicino al Cuca Gas, che è ancora provvisoria, per poterla fare definitiva dovrei ampliare il raggio di curvatura. Ci sono terreni privati. Per fortuna è stato fatto un emendamento, si era fatto parte attiva anche l'onorevole Domenico, questo proprio perché gliel'aveva segnalato in parecchi, per dire che così non può andare avanti, e almeno la questione dell'esproprio è stata tolta. Ecco, però, voglio dire, la sensazione che abbiamo noi quando leggiamo provvedimenti di questo tipo è: ma allora voi volete che i comuni stiano fermi e non possano fare nulla? Io concludo in questo modo qua. Mi sembra una cosa per nulla ragionata né ragionevole. Se si dice che la spesa pubblica in Italia sono i comuni a causarla, si dice una cosa che non sta né in cielo né in terra e che è falsa. Dati: febbraio 2012, febbraio 2013, la spesa pubblica in Italia. I comuni hanno risparmiato 2 miliardi e 4, le regioni hanno speso in più 1 miliardo e 8, lo Stato ha speso in più 80 miliardi e mezzo. Allora è evidente, come dire, che i problemi nell'assetto economico, contabile e finanziario di questo Paese non stanno alle articolazioni finali che sono i comuni. Un appello che come comune, infatti domani saremo insieme a Longarone e ci sarà anche Fassino, che è diventato presidente nazionale dell'ANCI, ci sarà il congresso nazionale alla fine di ottobre, porremo queste cose, immagino, sul tappeto, perché così non ce la si fa più, e l'impressione che abbiamo dalla periferia è che in qualche misura lo Stato pensi che i comuni non sono neanche parte dello Stato. L'impressione che abbiamo noi è che forse la fascia tricolore potrebbe stare appesa a un computer in uno dei ministeri di Roma, perché in realtà, se si va a vedere, lo spazio per la politica sui territori viene sempre più a mancare. E questo paradossalmente nel momento in cui la politica negli ultimi 20 anni ha parlato ogni 2x3 di federalismo. Allora cerchiamo di capire a che punto siamo, cerchiamo di capire che davvero una certa autonomia, una capacità di autogoverno dei territori serve, cerchiamo anche di capire quali sono le strade che lo permettono, perché la strada su cui siamo va esattamente in direzione opposta e contraria. Io vi auguro un buon lavoro e non dovrò sentarmi per un po', ma poi conto di riuscire a tornare per una parte di interventi. Grazie.